signor Mauro Maccotta, gli arbitri. Primo arbitro Giuseppe. È ancora giovanissima. Riprendo. E nel frattempo ferma per l'attività agonistica. Chiara si è laureata in biologia. Ciacca al servizio, ricezione Maccotta, prova a rifarsi al centro Claudia Pino, capisce tutto, la seconda linea della alla 7, buona la copertura in difesa della Liberamente a Cicatena e c'è il pallone messo a terra da Guglielmino. Qua c'è Chiarenza che salutiamo e scrive Forza Liberelle, recupera qualcosa la Liberamente a Cicatena, Angela Bertè. Adesso Servizio di Condorelli, Fleres cerca dietro in fast, Ginevra Pino difende la numero 2 della Liberamente a Cicatena, difesa qui di Musicò, si prosegue, viene chiamato un tocco a rete alla coppia Sciacca, free ball per la formazione di casa, Alessandra Musicò, 100% di 7 particolarmente equilibrato nonostante il leggero vantaggio della formazione di casa. Secondo tocco di Stefania Fleres che se la gioca adesso al centro con Ginevra Pino, capisce tutto la Liberamente. Voleva andare in pipe, Alice Maccotta stavolta ha rinunciato, probabilmente ha ascoltato le tue parole di prima, si è aggiustato quel un po' troppi gran palla. Ultima la ricezione di Montesano, Sparti, sicuramente Petralia dietro per Guglielmino, Sciacca al servizio, flop per lei, ricezione positiva per Angela Bertè, primo tempo di Claudia Puglisi ben difeso dalla seconda linea della Liberamente, Alessandra Musicò, ci arriva Sparti, si salva con Bertino, la Liberamente, free ball trasformata da Alice Maccotta con questo diagonale su Giorgia Cuzzocrea, Stefania Fleres, primo tempo, dobbiamo farci costruire un parchetto, una sopraelevata, Sparti, Sciacca alza in bagger per Condorelli, vincente in lungolinea di Angela Bertè, complicato. Questo ragazzo con noi gioca sempre. Bertè, dice Maccotta, buona la sua ricezione, palla 7 vincente. Mani sul pallone perché la palla era attaccata a rete. Mette le mani sul pallone. Qualche difficoltà per Greta Skevis, ma tutto grasso che cola per lei in questa gara. Muro della Romano, attacco di prima intenzione di Alice Impellizzeri. Ci arriva Angela Bertè, difesa della Ha semplicemente pensato la zona che dove era veramente più sofferto. Cioè, palla 7 di Ginevra Pino.